Buongiorno, buongiorno a tutti, Buongiorno cari sorpresa. amici, eccoci qui, una sorpresina, 1, 2, 3, Stella, ci siamo, siamo sempre il De Garde e Marietto Veneziano del gruppo dei, che gruppo è scusa Ilde? Magie, Sibille, Tarocchi, radiestesia. I Esatto, nostri e i contadini. nostri, i nostri iscritti sono i migliori del mondo. Ilde, vuoi raccontare qualcosa per oggi? Sì, volevo ricordare che abbiamo un appuntamento alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dove saremo appunto in tandem, perché lui risponderà con il pendolino e io con una stesa delle Sibille. Dunque vi ricordiamo che se avete piacere e tempo, dalle 4, 16 fino alle 16:30, suppongo che faremo una Mm-mm. mezz'ora, e saremo appunto sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Cioè, la Ilde ha Eh, detto, scusa Ilde, la Ilde ha detto in politichese, se non sapete cosa fare, ci siamo anche noi, giusto Sì, Ilde? Era questo il ci messaggio. teniamo compagnia mezz'ora. Mi Sì. raccomando, vi ricordo che le domande potete porle tranquillamente nella chat in diretta, ma devono contenere al solito i dati, una domanda precisa, nome e data di nascita, sia vostra che della persona su cui volete porre una domanda eventualmente. Dunque, se ci sono anche altri coinvolti nella vostra domanda, abbiamo bisogno per la scia energetica, dunque così sapete con che modalità porre la domanda. Sì. Bene, Marietto, tu cosa No, dici? Hilde, io vorrei chiederti, ma hai le sibille sotto mano per fare una stesa per oggi come Le ho, andrà? le ho sempre sotto mano, aspetta che ne Benissimo, raccolgo benissimo, questi perché è il fogli. nostro pane quotidiano dei 52 Eh, anime delle sibille. Allora c'è un Vediamo un po'. amico che ho un'amica che ha scritto, però non vediamo il suo nome. Vi ricordo che se cliccate sul link di StreamYard, proprio sopra la parte dove ci vedete in diretta, quel link azzurro, vi autorizzate praticamente StreamYard a vedere il vostro nome utente. È gratis, digli che è gratis. È gratis. Sì. Allora, dunque, se cliccate su quel link si dovrebbe aprire un'altra pagina e lì dovete dare un'autorizzazione. Mi sembra, l'ho fatto ieri per capire, per potervi spiegare, ma ho già dimenticato. Beh, ottimo, vero Marietto? Di Ottimo, grande ottimo. aiuto. Allora, facciamo, cosa volevi vedere con... Come andrà oggi alle 4? Come saranno le persone che ci vorranno contattare? Va benissimo, allora controlliamo velocemente come andrà la diretta delle 4. Ah, ste gelosie! Ancora, ancora. E vabbè, va, prendiamo tutti, va. Ma sì, ma sì che ci saranno degli amici con qualche domanda, forse ci sarà un domandone molto particolare, qualcuno ci stupirà. Comunque, ma sì, andrà bene, Ma se vedo tu, che c'è volontà di stare insieme, qualcuno che ha tu, un po' di nostalgia e lontananza, ma andrà benissimo. tu sei armata con la solita arma segreta, anche io ho già tanti proiettili, quindi potete fare qualsiasi tipo di domanda. Oggi infatti mi è partito il virus, ma non il corona, ma nel computer e quindi il vostro marietto oggi ci sarà. E non preoccupatevi, era un virus solamente informatico. No, Ecco, dovevo vabbè. dirlo perché, Sì, visti i tempi perché, che corrono. perché non mi volevano fare entrare al supermercato. Io sono arrivato e ho detto mi è partito il virus. Sa porca le miserie infestate. No, dei computer. Questi capiscono sempre quello che vogliono capire. Allora, cara Hilde, cosa facciamo? Cosa diciamo ai nostri amici? Di iscriversi anche a questo link che dicevi tu, questo, come si Sì, chiama? sì, sì, anche se serve più che altro per le dirette che facciamo su Facebook, questo non succede quando facciamo la diretta su YouTube, lì legge benissimo i nomi, non abbiamo Mm, problemi nei commenti. Il problema è quando siamo qua su Facebook, che non mm. riusciamo a vedere da questo strumento, da questo portale che usiamo per le dirette, i nomi, se non, purtroppo se non autorizzate il programma a leggerli. Ok? Mm, sì, Comunque, noi allora ricordiamo l'evento di questo pomeriggio alle 4, ci terremo compagnia per sì, una mezz'ora, mi sì, sì. raccomando, vi aspettiamo, d'accordo? Sempre il De Marietto
Hilde e Marietto, Marietto e Hilde, è Marietto sempre Hilde e Marietto. Marietto veneziano contro tutti, ritorno di Marietto, Hilde contro tutti, insomma, noi due. Va bene Hilde? In tutte le salse, 1, 2.0. In tutte, esatto. Poi un giorno io userò... L'importante è che Marietto Veneziano e Hildegarda.exe non ha smesso di funzionare. No, il virus non ci prenderà. E niente, invitiamo tutti e tutti e di più, via. Sono liberi di venire. Ok, allora, possiamo chiudere qui, Hilde? Cosa pensi? Sì, era tanto per ricordare ai nostri amici di oggi pomeriggio che non ci siamo. D'accordo, Okay. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Hildegard e Maria Treviziano sul tubo che ci fa sempre piacere, e se vi scappa anche un like, è gratis, potete pure farlo. Sì. Ok. A presto. Ciao Hilde, ciao cara, ciao cari amici, ciao.